Ed eccomi qui con un altro consiglio di lettura. Anche oggi un francese, come il primo consiglio che vi ho dato con Jules Verne. Anzi, sono due francesi, sono Saint-Pé e Goscinny. E il classico che vi consiglio oggi sono Le vacanze di Nicola. Saint-Pé e Goscinny sono due scrittori francesi e anche illustratori che hanno scritto molti libri che hanno come protagonista questo bambino molto molto simpatico e un po' birbantello che si chiama Nicola. Ha scritto Le avventure di Nicola e molti altri libri, tutti negli anni 60 praticamente, quindi anche questo è un bel po' di tempo fa e per questo li chiamo classico anche questo. È un libro veramente divertente. Mi sono dimenticato di dirvi che Goscinny, uno dei due autori di questa storia, è famoso perché con Uderzo ha inventato Asterix. Ecco, Nicola vive con il papà, con la mamma e ha molti amici a scuola. Finita la scuola va in vacanza e questo libro, Le vacanze di Nicola, raccontano di Nicola che va in vacanza e per capire un po' l'atmosfera divertente, molto divertente di questo libro, vi leggo un pezzetto del primo racconto di Nicola. Il libro è una raccolta di racconti, di avventure in vacanza, raccontate da Nicola stesso in prima persona. In spiaggia? Ce la spassiamo. Mi sono fatto un sacco di amici, c'è Biagio, poi Fruttuoso, Eustachio, che stupido quello lì, e poi Irino, Fabrizio, Cosimo, poi Ivo, che non è in vacanza perché è del posto, e giochiamo assieme, facciamo baruffa, non ci parliamo più, che forza! Va a giocare da bravo con i tuoi amichetti, mi ha detto il papà stamattina, io vado a riposare a prendere il sole e poi ha cominciato a mettersi dell'olio dappertutto e gongolava mentre diceva quando penso ai colleghi che sono rimasti in ufficio e noi abbiamo cominciato a giocare con il pallone di Rino. Andate a giocare più in là, ha detto il papà che aveva finito di mettersi l'olio e pam! E il pallone gli è cascato proprio in testa. Questo non gli è piaciuto al papà, si è arrabbiato forte, ha dato una grande pedata al pallone che è andato a finire in acqua molto lontano, una bomba bestiale, così la capirete, insomma, ha detto il papà. Irino è corso via ed è tornato col suo papà. Oh, è proprio grande e grosso il papà di Irino e non aveva fatto l'aria contenta. È lui, ha detto Irino mostrando il mio papà con il dito. E lei? Ha chiesto il papà di Irino al mio papà, che ha buttato in acqua il pallone del piccolo? Sì, ha risposto il mio papà, al papà di Irino, ma quel pallone l'avevo preso in faccia. I bambini vanno in spiaggia per sfogarsi, ha replicato il papà di Irino. Se non le va, stia a casa sua. Intanto questo pallone bisogna andarlo a prendere. Non farci caso, ha detto la mamma al papà, ma il papà ha preferito farci caso. Va bene, vado a prenderlo, questo famoso pallone. Sì, ha detto il papà di Irino, anch'io al suo posto ci andrei. Ecco, il papà ci mette un sacco di tempo ad andare a prendere il pallone perché il vento l'ha portato molto lontano, si affatica da morire. Ecco, ne succedono di tutti i colori. E Nicola passa tranquillo in mezzo a tutti questi guai, passa pacifico, divertito e con i suoi amici e fa molto divertire anche chi legge le sue avventure. Quindi non dimenticatevi le avventure di Nicola o questo libretto, Le vacanze di Nicola. Ciao!